Prima giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie C femminile. Il Padova in via Vermigli prova a ripetere l'impresa dell'andata quando era riuscita a vincere in Alto Adige in casa dell'Unterland Damen, e invece a Padova sono le altoatesine a partire meglio al 7° minuto a trovare il gol con Dalla Santa, che sfrutta così un buco difensivo, si presenta sola davanti a Orlando e segna l'1-0 quando sono passati appena 7 minuti. Il Padova è un po' frastornato nel primo tempo, guardate cosa succede al 25esimo. C'è questo rinvio errato e l'Unterland Damen può andare 2 volte alla conclusione in area di rigore. La seconda volta è quella vincente con Ninz, che firma così il raddoppio per le altoatesine. Il Padova adesso è costretta a un'impresa che si fa ancora più disperata, perché al 36esimo minuto subisce anche il gol di Pfostl con questo bellissimo tiro, questa palombella beffarda che si insacca sotto la traversa per il 3-0. Il Padova sembra essere alle corde, ma proprio allo scadere del primo tempo accorcia le distanze grazie a questo colpo di testa di Chiara Sarain, che su azione d'angolo trova il 3-1 e ridà quindi fiducia alle biancoscudate, che nel secondo tempo attaccano molto e trovano anche il gol del 3-2. Un'azione fotocopia, ancora un calcio d'angolo, ancora uno stacco di testa imperioso di Chiara Sarain. Siamo al 35esimo della ripresa. Il Padova adesso ci crede, cerca di assediare le avversarie. 90esimo minuto, Arianna Catuzzo viene stesa così in area di rigore, per l'arbitro non ci sono dubbi, in effetti il penalty ci sta tutto. Dal dischetto si presenta ancora Chiara Sarain, che con una tripletta diventerebbe l'eroina di giornata, ma il suo sinistro finisce alto al termine quindi di una partita incredibile. Il Padova deve mangiarsi le mani perché perde 3-2 in casa contro l'Unterland Damen e resta a 10 punti al terzultimo posto in classifica.